Vigili del fuoco del 90° corso, non ce l'hai mai? Buongiorno a tutti, questa è una giornata molto importante per il Comando di Treviso perché oggi hanno giurato, quindi sono entrati nel Corpo Nazionale ufficialmente 30 ragazzi veneti che completano qua il percorso di 9 mesi che permette loro appunto l'accesso nel Corpo Nazionale. Ci sono anche due donne che sono due donne, in realtà il Comando di Treviso ha già due donne in servizio che hanno completato il percorso e quindi si sono anche distinte all'interno del percorso formativo. Ma è un lavoro impegnativo sicuramente, è molto stimolante da quello che ho percepito da questo mese e mezzo, che Treviso secondo me proprio come dinamicità del territorio, della città, richiede delle risposte certe, quindi il mio impegno sarà più che altro, e ho già iniziato, cercare di migliorare la risposta in termini degli uffici, di risposta al cittadino, l'utenza. Assessore Bottacci, l'importanza anche per tutta la regione del Veneto di questo corpo e di queste persone che danno la propria vita per salvare gli altri. Ma assolutamente, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è la componente fondamentale, questo dice anche la legge, del sistema di protezione civile nazionale, quindi ovviamente non può che esserci la massima collaborazione, è un ente statale, noi siamo la regione, però abbiamo da alcuni anni una convenzione con i Vigili del Fuoco, appunto perché credo che sia fondamentale lavorare insieme in maniera complementare fra i Vigili del Fuoco e tutto il nostro sistema di volontariato della protezione civile. Insieme ovviamente si riesce a dare una risposta migliore ai cittadini in tutte le situazioni emergenziali. Sindaco, oggi anche l'amministrazione comunale di Treviso ha voluto essere partecipe a questa giornata importante e ringraziare anche i Vigili del Fuoco di tutto l'aiuto che danno durante l'anno. Sì, oggi ufficialmente vengono arruolati dei nuovi Vigili del Fuoco e vanno a unirsi a quell'esercito di persone straordinarie che intervengono laddove ci sono delle difficoltà per la nostra comunità. Quindi questa è un'occasione per portare simbolicamente l'abbraccio della comunità trevigiana in segno di ringraziamento per i grandi sacrifici umani che fanno in occasione soprattutto delle calamità o di situazioni di pericolo come incendi. Proprio di recente come amministrazione abbiamo premiato con una pergamena il Corpo dei Vigili del Fuoco perché si sono distinti in un paio di occasioni dove hanno messo al sicuro dei nuclei familiari caratterizzati anche da persone con disabilità, quindi sono stati particolarmente brillanti, ma lo sono sempre, e quindi ci tenevo con la mia presenza appunto di portare questo ringraziamento da parte di tutta la comunità. Si è il pompiere, non si fa il pompiere, quindi sta lì la differenza, credeci. Penso che sia più un modo di vivere la propria vita che non un mestiere, uno va a lavoro ma non lo sente come se fosse un lavoro, e forse è la parte più bella di tutto questo mondo.